sirene tutto il mondo sembrò e la luna con il mare siamo sotto gli occhi della ciurma che copiava solo i gesti suoi. Io rimasi a tu per tu con il buio e tu per tu, a quel canto si squagliò ogni calcolo. Eccoci prof, a Noto. Mica male però, Eccoci prof, allora siamo arrivati da Ortigia a Noto. Tu mi raccontavi che rispetto a Ortigia qua siamo totalmente in un altro contesto storico, cioè abbiamo fatto un salto di 2000 anni. Sì, siamo in una fortuna nata da una disgrazia, cioè da un grande terremoto nasce una grande ipotesi di ricostruzione sia qua che a Catania. E ci sono tre personaggi molto divertenti. Uno è il duca de Camastra, che è locale, sì. E l'altro si chiama von Grünenbach. Che non è molto, un cognome molto siciliano. No, però li avevano comprati, sai che la Spagna aveva dei pezzi anche nel nord Europa, nelle Fiandre, è un fiammingo che fa un po' da direttore generale, Che da simpatico. capo, e poi c'è, perché ci vuole assolutamente, un gesuita, certo. che si chiama Italia. Allora metti insieme un nordico, un ispanico siculo e un gesuita italiano, è una specie di prototipo dell'Europa, Ok, no, e nasce perché- il miracolo. Sì, detta così però sembrava una barzelletta. Presente, c'era un francese, un tedesco, invece no, qua è sì, nato, devo dire, così, un è capolavoro. così. E nasce un capolavoro, nasce questa cosa curiosissima che è la replica del grande barocco che sta in quel momento conquistando il mondo e dove ciò che conta è la scenografia. Guarda per esempio questo edificio accanto che sembra un palazzo intero ma invece non è finito perché è una scenografia che chiude una parte Cioè è dell'edificio. solo la facciata. Senti, invece alle nostre spalle questo edificio? E beh, queste sono poi le grandi chiese che vengono ricostruite sempre nello stesso periodo e che daranno poi vita a quella cosa che è nota nel mondo intero, che è Noto. Noto è nota, Noto è noto per via del barocco. Siamo solo all'inizio della nostra scoperta di questo borgo, mentre il professore mi porta alla scoperta di Noto, voi vi guardate altri due borghi. Allora, andiamo prima in Abruzzo, in un borgo particolarmente amato da D'Annunzio che lo definì la terrazza d'Abruzzo, caro prof. E poi andiamo in Basilicata, in un borgo che conserva importantissime testimonianze sia greche che romane. Quindi voi vi guardate questo e nel frattempo io vado a guardarmi la chiesa all'interno. Ok, prof? Andiamo. Mi racconti un po'? Sì, Allora, ti racconto. piano piano, che Piano, io ho il sì, ginocchio. non ti faticare, Ecco, esatto. perché la scalata è sempre un po' impegnativa. Però più la scalato è ardua, più la vista sarà incredibile. Eccellente. Ecco. E più scopri i decori fatti con questa pietra bortica. Mister Tamburino, non ho voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di Sua Maestà il denaro. E in questa giornata semi-estiva, perché la Sicilia può fare anche questo, ci regala giornate di sole anche durante l'inverno, siamo arrivati al Duomo di Noto. Allora, questo borgo meraviglioso, ne stiamo parlando, lo stiamo scoprendo, però, prof, una cosa mi colpisce di questo borgo, cioè che noi abbiamo la data esatta di nascita, mentre spesso succede che, insomma, i borghi, le città nascono via via. Noto è nata nel 1693, post-terremoto. Sì. Quindi abbiamo la data di nascita. Si chiama città di fondazione. Ce ne sono alcune in Italia, Sabioneta e così, sempre con gli spagnoli. C'è, la città di Ferrante Gonzaga, Guastalla e così. E ci sono quelle nate dal disastro. Sì. Cioè si sposta la città da un luogo in un altro e nell'altro si inizia con un piano urbanistico perfetto. Certo. Si deve nascere così, ci saranno delle funzioni precise, qui c'è il potere della Chiesa, di fronte nascerà il potere del governo, la Chiesa è più alta del governo.
Che già fa capire tante cose, no? Fa capire l'epoca Anche tu sei più Sì. alto di me, prof. Sì, esatto, è naturale che sia così. Sono rapporti assolutamente Giusto, fisiologici io accetto. e corretti, e corretti. Come il Duomo è Sì, più alto, dicevamo. esatto. E poi intorno alla edificazione religiosa potente nasce tutta la città. Hai una collezione di stili da un lato e all'altro che è un corso di architettura. Ecco, infatti, dato che tu mi hai detto che Noto è, insomma, diciamo, il barocco è predominante in questo borgo, però in realtà il Duomo non mi sembra così barocco, baroccheggiante, invece Il Duomo tantissimo. è il figlio della prima invenzione barocca Ecco, appunto. in Europa, che è la chiesa di Sant'Alessandro a Milano, ecco. che è spagnola, anche Quella lei, la perché c'erano gli spagnoli. Allora, questo modello di fare una cosa così, una torta centrale, con 2 candelabroni ai lati, ecco, quello diventa un modello che vedi anche nei film sui messicani, sai quando arrivano i campesinos a cavallo bianco e corrono su con la giacchetta verso il fucile in mano, verso dove vanno? Sempre verso la chiesa con 2 torri laterali. Ecco. Questo stile c'è in America scoperta, a Oaxaca, lo stesso stile c'è a Goa in India. Cioè la Spagna invade il suo vastissimo mondo, quello sul quale non tramonta mai il sole, come diceva Felipe II, no? Invade questo mondo con un segno che è l'architettura. L'architettura è sempre il segno del controllo. Ecco, e allora, dato che dall'architettura tu mi puoi raccontare un mondo intero, adesso mi devi dire perché in questo palazzo Ducezio, se non erro si chiama così, quindi che è esattamente di fronte ma più basso della chiesa, però da profana vedo anche io che ci sono 2 stili molto diversi. Me lo racconti il perché? Non sei davanti a una Casa Bianca in miniatura, perché gli assomiglia un po'. Ovvio, è la prima cosa che avevo pensato, prof. Sei davanti a un modello che viene dal culto Luigi XV della Francia di allora e a metà del Settecento si diffonde fra chi è d'avanguardia. Perché riuscire a fare qui una cosa come se fossimo con Luigi XV vuol dire che non sei nella fine del mondo, sei in un luogo dove la comunicazione è molto viva. Certo. E allora voi adesso andate in Umbria a vedervi un borgo medievale tornato all'antico splendore dopo il terremoto del 1997, ma anche un borgo nelle Marche, la cui rocca rappresenta un importante esempio di architettura militare del XV secolo. Tutto chiaro? E noi entriamo. Noi andiamo su, no, ti faccio vedere un'altra cosa. Se ci mettiamo qui sopra, ci appare lo splendore dell'architettura ed è un'immagine completamente diversa perché vedi la chiesa davanti, l'edificio dietro. Oh, Corrado, buongiorno. Buongiorno Camilla. Oh, ecco, stavo cercando proprio lei. Sono qua. Ecco, buongiorno. Buongiorno. Mi hanno detto che lei è colui che detiene tutte le chiavi di Noto, è vero? No, non tutte, ma insomma parecchie chiavi. Però sì. ce le ha in mano, me le fa vedere. Cioè lei va in giro con questa cosa che peserà 2 tonnellate. Ecco, Necessariamente. E qua ci sono tutte le chiavi per aprire la maggior parte dei portoni delle case, dei palazzi di Noto. Alcune chiese, alcuni palazzi, anche per il ruolo che occupo. Ecco, ma questo perché lei comunque, diciamo, la sua famiglia appartiene a Noto. Com'è che si chiamano gli abitanti di Noto? Netini, Netini. o Lei... notinesi.
Lei è netino da 800 anni. Da appena 8 secoli. Non li dimostro, ma... No, li porta molto bene. Quindi ci dal sono 1200? tutti. Sì, la famiglia di Lorenzo è venuta dall'Inghilterra ed è arrivata a Noto nel 1200. Però è un po', insomma, è affezionato, giustamente. Così come tutte le altre famiglie, e non è la più antica, perché la più antica è i Landolina di Sant'Alfano, che sono arrivati nel 1090. Vabbè, ma per noi già 1200 fa curriculum. Senta, una cosa che notavo camminando, a parte ovviamente la bellezza strabiliante di Noto, dei suoi palazzi, una cosa che non ho visto altrove in Italia, ma magari non ho visto abbastanza sicuramente, sono i balconi, sono incredibili. Sì. Sembrano dei merletti, è l'emblema del barocco netino. Il Palazzo Nicolaci, che è il più importante dei 7 palazzi nobiliari, ecco... Che è questo? Sì. Le cariatidi sembrano merlettate, sembrano dei merletti. E diciamo che questa è una caratteristica proprio di Noto, però, sì, questi è balconi. una caratteristica di Noto, anche perché il barocco qua arriva alla fine di questo stile che veniva utilizzato a Roma, eccetera, e diciamo è quasi una degenerazione perché prende il rococò. Barocco rococò. Barocco rococò. Allora, se questo è l'esterno del palazzo, immagino cosa può essere l'interno, e sono molto curiosa di vederlo. E lei, sì, lei mi farà da cicerone? Senz'altro. Però posso chiederle un favore? Prego. Da milanese Se vorrei avere posso. l'onore di aprire un portone a Noto, di poter dire ho aperto un portone. Beh, il portone del palazzo più importante di Noto. Esatto. No. Ecco, io lo tengo con 2 mani. Con 2 mani, ecco, sì. con sì, 2 sì. mani. Quindi è una di queste 2 chiavi, eh? Sì. Allora, vediamo se è questa. Sì, aperto. Prima volta. Prego, a lei l'onore del grande tesoro. Certo, Vado prima io? Anche per il peso, prego. Esatto, più Ci che altro per il mancherebbe peso. Ma che meraviglia! Senta Corrado, queste sono le meravigliose piastrelle di Caltagirone. Per la Sicilia Caltagirone originali. È la capitale della ceramica. Stupende. E lei mi diceva, mi raccontava che suo zio viveva qua fino a 30 anni fa. Sì. Cioè, difficile tenere le ragnatele via. No, impazziamo noi con le ragnatele in tutte le case. Questo, devo dire, togliere le ragnatele dagli angoli non facilissimo, ecco, in questo palazzo. Aveva la servitù, quindi funzionava bene. Adesso, grazie al cielo, non esiste più molto bene. Ecco, allora, io rimarrei qua per ore, però dobbiamo andare avanti. Dobbiamo andare avanti. Quello che stiamo per andare a vedere è un borgo siciliano, comunque. È un borgo dall'atmosfera, diciamo, arcana e per certi versi anche un po' irreale. E poi invece andiamo al nord, andiamo in Lombardia, dove andiamo a vedere un paese dove storia, lavoro e preghiera si intrecciano in maniera indissolubile. Va bene, Corrado? Perfetto. Non c'è la neve, si muore di noia, urla tristi di gabbiani sull'acqua della baia, gente dalla pelle grigia che ti guarda senza... Che Noto sia un posto bellissimo ormai l'abbiamo capito, ma qua si mangia anche in maniera divina. Infatti qua vive e lavora uno dei pasticceri più famosi al mondo, una vera eccellenza internazionale. Io adesso andrò ad assaggiare qualche dolce da lui prodotto e ovviamente lo conoscerò. Lui si chiama Corrado Assenza. Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia già primavera. In Italia, oh dolce Italia, la gente è più sincera, la vita è più vera.
Allora, Corrado, siamo un po' nel tuo regno. Sì. Abbiamo detto grandissima eccellenza italiana a livello internazionale. Alain Ducastia ha detto che sei il pasticcere più bravo del mondo. Sei riuscito a fare una cosa abbastanza eccezionale, cioè tu hai coniugato la tradizione, i dolci tradizionali siciliani, questa tradizione un po' carica di zucchero, di molto dolce. Sei riuscito a trovare, diciamo, un gusto che meglio si confà al gusto un po' moderno, un pochino più... Abbiamo cancellato la tradizione. Cancellando la tradizione abbiamo sgombrato il campo e abbiamo lasciato campo libero per la cultura materiale del popolo siciliano. Allora, che la E cultura quindi materiale... cioè, La cultura materiale è quella su cui ci basiamo. che, parliamo di materie prime. Mandorla. Mandorle, grano, Sì. miele, frutta fresca, Sì. agrumi soprattutto in certo. questa zona, ma poi sono fichi, sono pesche, albicocche, susine, fragole, fragolina di noto. Sì. Siamo arrivati all'abbattimento della dolcezza zuccherina, Sì. alla riscoperta e rivalorizzazione della dolcezza naturale presente negli ingredienti Sì. e quindi abbiamo sostituito allo zucchero, che non è ingrediente che ti dà gusto, Certo. il gusto degli ingredienti veri Ecco, e moderni. io ho bisogno di sceglierne uno per un amico un po' speciale. Me lo consigli un dolce da portare? Deve essere comodo anche da trasportare, insomma. Hai conoscenza dei gusti dell'amico molto caro? Credo che sia un buon gustaio. Allora, diciamo che probabilmente il marzapane, no? È tipico di qua, no? Sbaglio anche in questo? Eh sì, perché non si chiama marzapane Come qui, si chiama? pasta reale. Ovviamente devo assaggiare, perché Ovviamente sì. devo assaggiare, mentre io faccio questa verticale di frutta martorana, voi vi guardate altri due borghi, andiamo in Friuli Venezia Giulia, in un borgo unico nel suo genere per la pianta geometricamente perfetta. E poi ancora andiamo in Toscana, una visione magica sospesa su una rupe di tuffo tra le verdi valle toscane. Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già primavera. In Italia, oh dolce Italia, la gente è più sincera. Fraterno conforto, tendi le braccia allo specchio, ti muovi a stento e con sguardo severo, piascichi un malinconico modugno di quei violini suonati dal vento. L'ultimo bacio, mia dolce bambina, brucia sul viso. Oh, professore, mio professore, guarda cosa ti ho portato. Un Ma che frutto di martorana, ha detto anche pasta reale, Sì. l'ha chiamata Roba così. imparata dagli arabi con le mandorle. Esatto. Poi il frutto è significativo. Tu pensa ai miei antenati e tutti i nordici quando arrivavano qua per le crociate e per la prima volta dalla Normandia scoprivano il fico. Dicevano il non è viaggio un valeva... caso, sì. ti ho portato il fico. Sì. Te lo metto in tasca, perché Il così fico non li io me togliamo. lo tengo in mano però. Tu mi hai dato appuntamento qua di fronte al convento delle monache Clarisse. Clarisse. sei venuta qua per iscriverti? però esatto, volevo Vabbè, capire sapevo se io. c'era un messaggio tra le righe che dovevo cogliere o se c'è qualcosa che mi volevi raccontare sul convento. Ma intanto il messaggio delle Clarisse ha tutta la sua logica, nasce dagli anni francescani. Ma erano di avanti. clausura? Sì. Però erano di clausura, si fa per dire, perché guardavano fuori, sono pieni di balconi, hanno una terrazza straordinaria, così potevano vedere il mondo al quale avevano rinunciato. Almeno quello. Almeno O guardavano. forse era più sofferenza. Era un rapporto un po' di ansia e un po' di poesia, come la vita. La grande sfida del Borgo dei Borghi continua. Prossima tappa la Valle d'Aosta per scoprire un piccolo gioiello all'ombra del Monte Rosa. Quindi si scende in Liguria, in un teatro naturale fra mandorli e carrubi. Ma scusa prof, adesso questo, a parte questo meraviglioso terrazzo che per fortuna le suore
di clausura avevano, almeno potevano vedere e avere una Guardavano un senso fuori. di bellezza, no, ma soprattutto avevano anche questo senso di bellezza per quanto riguarda la loro semplicità, il loro spazio, cioè li decoravano, o c'era questo senso di rigore rigido e anche minimalista, mi viene da dire, all'interno degli spazi abitati? No, loro avevano diritto a tutta la loro estetica, cioè il compenso per l'abbandono del mondo stava in un qualche modo nel dialogo con l'estetica celeste e con un'estetica intorno che gli corrispondeva, che va dal canto al decoro, alla incredibile architettura barocca. Cioè, in fondo queste ragazze erano spesso ragazze di ottima famiglia, quindi uscire dal loro ambiente e finire in un ambiente di chiusura al mondo era in un qualche modo meno punitivo se avevano il diritto di guardare un po' che il mondo era bello. E qui lo vedevano, perché in fondo c'era una città intorno che era straordinaria. Pensa lì, quello è un barone locale, no? Che si costruisce quel palazzo straordinario col grande balcone, Sì. però contemporaneamente fa anche costruire l'albergo per i poveri, una sorta di primo ospedale, sì. e quando si parla ogni tanto erroneamente di un meridione arretrato, pensa che il primo albergo delle povere è quello di Napoli, Re Ferdinand, quello che sembra Belmondo, no? E poi contemporaneamente nasce a Palermo e nasce qua. C'è una sensazione di responsabilizzazione da parte del potere, dei potenti, verso i meno fortunati, verso i poveri, verso la società, che è molto più forte di quello che non ci è venuta dall'eredità storica e dai racconti che ci fanno di solito. L'architettura è la prova delle realtà, perché quella ciò che non rimane. si può negare. Certo. Allora, vabbè, ovviamente io, come potete capire, starei qua, e anzi starò qua alle ore con il prof ad ascoltare tutto quello che ha da raccontarvi, però noi siamo arrivati agli ultimi due borghi di questa puntata, e allora andiamo prima in Calabria, in un borgo che sembra una nave di pietra nel mare di argilla del Crotonese, e poi ancora in Campania, nel tortuoso e affascinante paesaggio della costiera amalfitana. Prof, io ti lascio qua Sì, a rimangono qua per contemplare, sempre. ecco, Sì. così tanta bellezza. Devo raggiungere Marcantonio. Va bene. Non è uno, No. è il mio veliero. Ciao. Marcantonio. Ah, vai Poi in andiamo- barca. Vado in barca Sì, adesso. va torno- bene, stai attenta che... Devo capire se mi danno un passaggio verso il nord, perché sai che noi ci Sì, ritroviamo a nord, sì, eh? sì, Ci va vediamo al bene. nord, Ok. sabato prossimo. Sabato prossimo è bene. Ciao prof, ciao.